Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con le multe combinate dalla polizia locale di Saronno a 3 benzinai per non aver comunicato in tempo o in maniera non corretta al Ministero il prezzo praticato per il carburante. La sanzione salata, si parla di oltre 1.000 euro. La legge prevede infatti l'obbligo per i gestori di rendere noti periodicamente i prezzi praticati alla clientela. La Polizia Urbana di Saronno, inflessibile, ha già effettuato diverse volte questo tipo di controlli e annuncia che tale attività proseguirà in futuro. Questo caso si aggiunge peraltro alle multe altrettanto salate che sono state fatte nei confronti di benzinai nel vicino territorio comasco che avevano mostrato cartelli con prezzi ribassati della benzina che non corrispondevano poi al prezzo reale fatto pagare agli automobilisti. E ora la vicenda di un ladro staccanovista. Si tratta di un uomo di 30 anni già recluso nel carcere di Busto Arsizio. Ebbene, gli è stato notificato un ordine di custodia cautelare per 13 furti messi a segno in meno di un mese ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali. I fatti risalgono all'estate del 2020. Ora la giustizia presenta il conto. Maggiori approfondimenti si possono leggere su Prealpina.it. Parliamo ora di droga in Canton Ticino. La polizia cantonale ha comunicato oggi il bilancio dei sequestri effettuati lo scorso anno: 42,5 kg di hashish, 29 kg di marijuana, 21 di eroina, 7,2 kg di cocaina e vari sequestri di partite di anfetamina. L'attività di contrasto al traffico di stupefacenti ha portato anche al sequestro di 178.000 franchi svizzeri e 165.000 euro. In totale sono state denunciate 1.550 persone e 70 arrestate, tra cui numerosi minorenni. Tra le operazioni spicca quella condotta al valico italo-svizzero, dove è stato intercettato un grosso quantitativo di metanfetamina destinato alla Lombardia. Spostiamoci a Varese, dove questa mattina è stato presentato il risultato di un progetto che fa luce sul disagio e sulla condizione dei giovani. Il progetto si è articolato con questionari nelle scuole. Vediamo l'intervista realizzata da Renata Manzoni a Claudio Tosetto, che è responsabile di questo progetto. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Siamo riusciti ad avere come risultato circa 6.200 questionari, quindi un numero statisticamente molto significativo, e con questi risultati andremo a costruire progetti di prevenzione rivolti espressamente agli adolescenti. Oggi presentiamo i risultati complessivi dei 6.200 questionari. Con i colleghi del servizio stiamo girando scuola per scuola, quindi le scuole che hanno partecipato, restituendo a loro la loro fotografia. Il valore aggiunto di questo incontro di stamattina è che noi abbiamo chiesto anche ad alcuni ragazzi che sono esponenti, rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, di leggerli anche loro i risultati e di dirci se questa fotografia che ne esce li descrive, li rappresenta e come loro leggono questi risultati, in modo che c'è la lettura dei tecnici e c'è la lettura anche dei giovani. E chiudiamo restando sempre a Varese, dove ieri sera nel salone Estense ha parlato l'ambasciatore afghano e ha lanciato un appello: basta guerre, e non solo in Ucraina. Vediamo il servizio di Silvestro Pascarella. Il tuo messaggio in questo momento in cui c'è la guerra in Ucraina qual è? Il mio messaggio in questo momento è che noi dobbiamo dimenticare dall'Afghanistan. Se dimentichiamo dall'Afghanistan, di nuovo il rischio mondiale sarà, perché in Afghanistan i talibani sono quelle persone che sono contro la democrazia e contro tutti. E poi alleanza dei talibani con un gruppo di Haqqani e anche il gruppo di Haqqani che fa parte dei talibani, alleanza con Al-Qaeda, fa paura al mondo, fa paura anche l'instabilità umana.
Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.